No, I'm not a writer. Allora, vacca roia che affa che fa. Ti volevo presentare la scrivania nuova, no? Tanto lo dico io questa scrivania. Allora, guarda qua. La scrivania io l'ho fatta innanzitutto maggiorata. Ho mantenuto lo stesso piedino che aveva prima, spero ci sia luce a sufficienza per farti vedere. Se accendiamo qua cambia poco, vabbè. È sempre scorrevole, vedi? Quindi avanti e indietro col blocco lì. Cassettino calamitato che spingi, si apre e ci sta dentro giusto la tastiera e due cavetti, così io dopo la tiro fuori e me la metto lì. Allora, che è un po' più larga, l'ho detta, gli ho fatto fare quella penisola perché in corsa lo sposto in qua, mi tiene fermo il sedile, sotto ci va una ciabatta che vedi, ogni presa è comandata, quindi io qui vado bene a accendere e spegnere computer, monitor, subwoofer e casse, l'hard disk dei video, l'hub USB e l'hard disk coi dati. Poi ho fatto fare qui, vabbè, l'uscita diretta per il cavo HDMI del monitor e l'alimentazione del monitor, così non svolano, e più ci passa anche il mouse. Ho fascettato tutto con questa cosa di plastica qui, molto pratica, la avvolgi, punto. Poi ho preso su Amazon questa bellissima ricarica USB, questo si attacca al 220, serve solo a dare la corrente alle USB. Te la faccio vedere, se si vede sotto, vedi? È lì, quella che viene più in fuori, e alla fine viene attaccata alla ciabatta. Qua c'è il subwoofer sotto che gli ho messo il biadesivo gommato, il monitor lo tengo così, quindi non ce l'ho qua nei piedi, e tirando avanti poi il tavolo di là resta anche bloccato da questo piedino, quindi non mi cade in corsa, no? Volevo farti vedere la fascettatura come l'ho fatta, guarda ragazzi, capolavoro. Qua ci sono i due dischi a testa in giù con delle staffette artigianali che mi ha fatto mio zio, e gli altri lavori poi che ho sempre fatto al falegname, ho approfittato, queste mensolette vedi che servono per le casse, lo devo ancora fare, forse faccio stasera. Allora, qui viene bucato, la cassa gli passa il cavo dentro, passa dentro per il gavone, esce giù per il condotto dell'aria che, fatta caso, termina proprio dove c'è il subwoofer, quindi proprio neanche farlo apposta. Quando devo andare via poi ovviamente le casse cadono, no? Quindi alzo il gavone che è dove ci stanno i vestiti, butto dentro le casse e richiudo e via, perfetto. E ovviamente il cane non avrà nessun filo, no? Non avrà nessun cavo, perché le casse vanno dentro. Qua è tutto fascettato, in più tiri il tavolo di qua e lui c'ha il suo spazio per la sua cuccia, guarda che ben comodo, no? Io lì c'ho il mio e dopo ce lo si gestisce un po' di qua, un po' di là, si litiga col cane, no? Già che c'eravamo, io ho fatto fare anche lo schienale, vedi? Sempre in frassino, che prima c'era il compensato con la carta, quella dei girasoli, no? Gli ho messo il portazainello in alluminio, bellissimo questo. E che altro gli ho fatto fare? Eccola qua, la famosa libreria che ho rotto i coglioni tanto anche con questa, vedi? Questa qui è mobile, non è incollata, quindi se devo pulire la alzo e la tolgo, oppure posso sceglierla, la metto nel coso, dove, al posto della testa, no? Adesso è nei piedi, ma mi trovo benissimo. La riempio intanto con i cuscini, c'è qualche libro e via, no? Poi sotto, se si vede, vedi... allora c'è il blu della tenda, poi c'è un po' di bianco, quello è il legno, è il compensato. Subito dopo vedi che c'è quella specie di polistirolo, quello si chiama Polidur, a parte che è duro, sì, anche per quello il nome, ma quello lì è leggerissimo come il polistirolo, solo che non si sbriciola, non si rompe e isola dal caldo e dal freddo. Lo usano all'interno delle mura delle abitazioni nuove, no? E ce l'aveva preso in più il falegname, quindi me l'ha regalato lui. Poi un'altra robetta che mi ha fatto, vabbè, qua sotto, guarda, sai che c'era la prolunga, no? E allora io mi ammaccavo il culo, adesso si vede, aspetta, fermo là, sversi qua. Vedi, ho anche studiato i cavi giustamente in modo che abbiano la lunghezza per spostare anche la tavola, sia a sinistra che a destra. Quindi quella è stata la parte forse più difficile. Allora vedi, questa è la prolunga che si alza per prolungare qua il divanetto della dinette, del salotto / cucina. E quindi io qui sentivo nel culo che c'era sto sbalzo, allora mi ha fissato questo pezzo di compensato, guarda che va a livello, così mi rafforza un po' di più anche la seduta, che la sento più stabile. E in più
non sento niente neanche nelle chiappe, no? Fantastico. Tutto questo, molti mi hanno chiesto quanto gli ho dato, tutto quanto 470 bomboloni, però li merita perché lui è molto bravo. Poi guarda, vedi, fra tutto in frassino, i bordi arrotondati come li ho richiesti io, ovviamente poi è stato tutto lucidato, nel senso che se ti cade del caffè tu puoi pulire e asciugare. Queste me le ha messe sempre lui, i passacavi. E qui dentro è stato fatto una sbarra in ferro perché ha detto non si sa mai che uno poi si appoggia e questo cede, no? A parte che non deve appoggiarsi nessuno pena la morte, però vabbè, insomma non si sa mai, hai capito? E sono stracontento adesso, cazzo, è comodissima, l'ho già provata col monitor e tastiera. 2 secondi, metti sul monitor e tiri fuori la tastiera del cassetto, il resto è già lì. Manca solo le casse, no? Però per quelle devo prendere anche la batteria. Io ho trovato anche tutto per la batteria, sì, il pannello fotovoltaico ancora no. Ho trovato dove andare a prendere la batteria qua vicino, ma come orari non ci siamo proprio. In più io forse la prossima settimana vado al lavoro in un'altra città di mare e quindi vado ad abitare a Jesolo e non so come fare a prendere quella batteria, manderò qualcuno. Purtroppo col lavoro adesso è così. La nonna mi sta facendo le tende, ma non ti anticipo niente perché è una sorpresina. E poi che ho preso? Beh, gli specchi nuovi, non so se te li avevo detto qua, e gli ho messo anche la corda attorno, vedi che figata. Ho preso la corda in un negozio di stoffe stile marinaio, no? Un po' vintage, come si dice, no? Che va tanto in moda la parola. Ne ho avanzata un po' e l'ho messa qua. Anche qua vedi lo specchio nuovo, prima c'erano tutti i quadratoni rotti, ti ricordi? E quella avanzata va la giusta, c'è stata lì. Poi il cesso, ma ci sto ancora lavorando al cesso, c'è molto da lavorare. Qua tutti gli specchi, spazi nuovi, e il piano doccia ha delle micro crepette. Se senti il rumore del trattore il camper è acceso devo mettergli la colla a caldo appena mi è asciugato, quindi vado a fare la doccia da parenti e lo lascio asciugare per un paio di giorni e poi metto questi 2 pizzi della fiamma e il porta asciugamano qua della fiamma che è stato aggiunto, no? E sono molto contento. Qua nella porta giustamente c'hai l'immagine di copertina, le puntine del mondo, office al cesso, siete pregati di pisciare e cagare a casa vostra, ha firmato le puntine del mondo, giustamente. Cioè per i camperisti il proprio cesso, il proprio camper è una roba sacra, cioè, da quando uno entra dentro, anche se è amico, sei sempre con i brividi, perché tipo non si sa mai. Anche il discorso di prima che ti ho fatto di quello là, vedi, quello lì che è stato messo il ferro, ok, ma se uno si appoggia col gomito rischia di romperlo. Oppure uno dice aspetta, tiro giù l'oscurante e tiro su le zanzariere. Tu le conosci le tue zanzariere, il tuo oscurante? Cioè sai che ci vuole manina, se no spacchi tutto, mandi fuori dai binari, insomma è un po', almeno il mio camper, i camper scarrozzi come il mio, un po' tra virgolette delicato, nel senso come le auto d'epoca. Io avevo una 500 Abarth del 69, anche lì non è che potevi fare il Mona con l'apriporta o con i finestrini, ci vuole un po' di buon senso, no? Di quel che si dice, e quindi c'è sempre questa paura a far entrare la gente, no? Che ti spacchino fuori tutto, le gambe, poi il monitor, attento al monitor, occhio dove metti i piedi. Però adesso dai, guarda, la seduta è libera, vedi, tutto libero, il sub è mega resistente, in più è fissato col biadesivo. Eventualmente se ci sono più persone, che mangiamo in più persone, il monitor lo metto sopra il letto. Che altro avevo fatto di nuovo? Boh, basta, via. Buon, dai, adesso vado alla base che forse facciamo le casse con lo zio. Buon, partenza, via. Aspetta, non pensiamo qualcuno. Ho anche il culo qua del sedile del monitor sfondato, cioè non il culo sfondato, il culo del sedile sfondato, no? E li ho visti su Amazon. Che bello, ha piovuto, mi ha lavato il camper a gratis. Li ho visti su Amazon i cuscinetti, un po' alla volta ho visto un bel po' di robe utilissime. Poi alla volta le prendo e te le faccio vedere, almeno la roba su Amazon è una cazzata, ti arriva. Per adesso sono ancora in zona, no? Perché ti ho detto, sto lavorando per accumulare tutto quanto e quindi sono vicino alla base, mi faccio recapitare la roba lì. È chiaro che è una cazzata prendere le robe così su Amazon. La roba invece dei negozi, là purtroppo è veramente un casino, perché come orari non ci siamo proprio, neanche il sabato non posso prendere niente. Io lavoro anche sabato mattina, te l'ho detto, no? E vabbè, poi ho trovato anche, vabbè, non voglio rovinarti tutte le anticipazioni, ma
che per me è una cosa importante, sono piccole cazzate, dettagli, ma per me, che lo uso spesso, invece è molto importante, il tappo dell'acqua con già l'aggancio per, sai, il piccio, no? della gomma, l'attacco rapido, quello che fa click, no? Quando la metti nell'adattatore, uguale nel tappo, già montato, cioè già fatto così. Quindi tu invece di aprire il tappo e infilare la gomma, trovare il buco, come con le femmine ogni volta è un casino trovare, e lo infili lì, gli fai click e via. Fantastico. Sì, costa perché costa una roba tipo 26 euro, che tradotto in italiano sono 50.000 lire un tappo di plastica. Però vuoi mettere la comodità, anche perché il mio è molto duro come tappo, ogni volta da svitare, prendi la chiave, quello lì te lo metti lì fisso, gli attacchi la gomma, metto già l'attacco da tutte e due le parti nella gomma e basta, il problema risolto. In più la gomma l'ho vista in un centro commerciale, purtroppo avevo già preso la mia, ma adesso chi se ne frega, via il dente, via il dolore, me la compro, quelle lì tutte piegate con l'avvolgitore, cioè che mi occupa infinitamente meno spazio, cioè questa qua adesso dentro la borsa mi occupa quasi tutto lo spazio sotto il sedile, capisci? Idem mi porto via anche, ho visto c'è qualche colonnina in giro, può essere sempre utile, il cavo del 220, l'avevo detto non lo porto via, invece ho cambiato idea, me lo porto via, ce l'ho già qua dietro nel baule, e un giorno che potrò, come tempo, guarda qua, guarda che bello, e tu non le puoi vedere, le qua e l'airone con i cuccioli, che bello vivere in semicampagna. Comunque, cazzo stavo dicendo? Sì, che c'è anche l'Avvolgi 220, quindi anche quello mi farà risparmiare spazio e nel gavone lo tengo più volentieri, se no per ora è anche quello avvolto dentro una borsetta, girato alla buona, e sai che ovviamente è più corposo, no? Però vabbè dai, ti faccio vedere un pezzo alla volta, anche perché non voglio annoiarti parlando sempre di camper, sai, perché ci sono i tu camperisti e i tu non camperisti, e i tu camperisti sta roba interessano molto, cioè sono comunque molto piacevoli da sentire, mentre i non camperisti, io una nutria anche che stavo notando, che bello, tanta fauna oggi, veramente, vedi, andando piano te le godi tutte ste robe, mentre in Mona qua che mi sorpassano i 200 all'ora, no? Vivono solo lo stress del muoversi e arrivare a casa di corsa. Sono scelte. Alla prossima, dai, ciao ragazzo.